Buongiorno e benvenuti. Io sono Pier Antonio Polloni e sono uno psicologo corporeo e questa è Psicologia in pratica, una rubrica che riflette sul proprio benessere personale e la realtà quotidiana. L'argomento di oggi è sveliamo la data di scadenza di un amore. Una donna che abita in Veneto ha una relazione stabile con un'altra persona che abita e lavora a nord della Germania. Si può già intuire che una relazione a distanza sia molto costosa e non solo a livello di fiducia, ma anche a livello di soldi, di impegno, di fatica, sforzi, sacrifici lavorativi, ma anche sociali. E mi ha incuriosito molto questa persona e così le ho chiesto: ma come hai fatto con una relazione con l'altra persona in uno stato estero? E lei sapete cosa mi ha risposto? Ne valeva la pena. In effetti, quando ne vale la pena, siamo disponibili a fare cose che pensandoci a posteriori non avremmo mai e poi mai fatto. Alla fine tra loro due non ci sono stati liti, drammi o tradimenti, semplicemente la relazione si è svuotata dall'interno, come accade poi anche a tantissime coppie. È proprio a questo punto che si sente che non ne vale più la pena. Ciò che si ottiene dalla relazione non vale più le risorse che si pagavano per stare in quella relazione. Una storia che è stata forte, in cui i due hanno anche valutato di convogliare a nozze, diventa tutto d'un tratto un cattivo investimento. Ma qual è la causa di tutto questo? Cioè, perché questi due innamorati che erano disposti a prendere aerei, treni, rinunciare, organizzare, investire tempo, denari extra, pur di star vicini, tutto d'un tratto non lo fanno più? Cosa è cambiato? Per cui prima non esistevano barriere, mentre adesso iniziano a fare i conti con le spese del conto corrente e anche con le spese emotive. Se durante un mese mi lascio andare a spese pazze, senza curarmi del budget, è probabile che verso la fine di quello stesso periodo io possa incorrere in grandi preoccupazioni che mi obblighino a fare dei ragionamenti finanziari in termini di rinunce. L'alternativa c'è e si chiama indebitarsi. Se io ritengo che un'esperienza, un bene oppure una persona valga la pena, sono disponibile ad indebitarmi, cioè a spendere energie, tempo, fatiche e sacrifici con grande gioia, oltre la media, oltre le mie capacità. Vado a debito di energia. In virtù di una serie di ormoni come serotonina, dopamina, ossitocina, in parte anche l'adrenalina, ognuno di noi sceglie, con una discreta semplicità direi, che un qualcosa o un qualcuno ne valga la pena. Ora, per fortuna noi non siamo dei robot in balia dei nostri ormoni, ma essi si scatenano quando noi ci definiamo innamorati. Quando siamo stati colpiti dalla freccia di Cupido, siamo disponibili a fare cose incredibili, a comportarci in modo che in circostanze non soggette ad innamoramento probabilmente non avremmo mai fatto. Quando si è preda dell'innamoramento non ci si dà per scontati, si tiene alto il ritmo, si dà il meglio, ci si adatta sempre col sorriso, si è maggiormente disponibili, capite? Sapete quale è il tempo clinico dell'innamoramento? No, non ve lo dico perché non voglio condizionarvi. Tuttavia, per semplicità, io utilizzo un valore medio che ha anche un grande significato archetipico, molto profondo, che è 9 mesi. Sì, perché il periodo in cui noi possiamo sentirci col turbo, con energia in abbondanza, sempre di buon umore, mai stanchi, ha una durata temporanea, ricordatelo. Cosa diventa l'innamoramento dopo la data di scadenza? L'innamoramento si trasforma in amore e quell'amore è figlio delle scelte comportamentali che ognuno decide di mettere in pratica ogni giorno, non una volta sola. Io per te ci sarò sempre, mi diceva all'inizio. E adesso dove sono finiti quegli intenti? Quella frase, io per te ci sarò sempre, è vera, verissima nel momento in cui l'ho detta o ricevuta. Tuttavia sottende delle condizioni che nessuno mai legge, sono quelle piccole righette, piccoline piccoline, scritte in fondo ai contratti. Quelle righe che nessuno legge spiegano la differenza tra innamoramento e amore. Portate alla vostra memoria un film che vi ha toccato, che mostra una storia tra due persone che si innamorano. Là vediamo come i due cerchino, si desiderino, facciano all'amore come se fossero degli alieni.
poi c'è sempre un cattivo che si frappone fra i due, ma alla fine l'amore trionfa. Ma nessuno ci ha mai detto la verità. Quei film finiscono proprio quando l'amore sta per iniziare. Sì, perché quelle narrazioni di innamoramento non sono amore. Il film finisce quando i protagonisti riescono a stare insieme e risolti tutti i problemi che li tenevano distanti. Io voglio il sequel, io voglio il capitolo 2, fateci vedere la coppia dopo 5, 10 o 20 anni. L'innamoramento è come un cocktail, è molto buono e potente. Dà alla testa, l'amore è come l'acqua. Fino a che non manca, la si dà per scontata. L'acqua è trasparente, può essere soggetta a diverse temperature, non ha particolare gusto, però ti tiene in vita. Quando si passa dall'alcol all'acqua, cioè quando l'innamoramento lascia il proprio passo all'amore, noi veniamo in contatto con qualcosa di meno inebriante ed intenso, ma molto più sostenibile e duraturo: la fiducia. Ricordati, quando ti sembrerà che non ne valga più la pena, chiediti se non sia l'amore che ti sta invitando alla fiducia. Per concludere, riepiloghiamo i concetti più importanti, utili per adolescenti, giovani adulti e, perché no, anche qualche adulto. Ti è mai capitato di rispondere che ne valesse davvero la pena? Eri al corrente che innamoramento ed amore sono due cose molto diverse? La prossima volta che penserai che una storia sia finita, chiediti prima se non sia finito solo l'innamoramento e da quel punto sta a voi e solo a voi fungere da carburante. Molto bene, per oggi abbiamo concluso, ci vediamo al prossimo appuntamento e ciao!